Integrazione dei luoghi di cura, dei servizi, dei professionisti. A questo risponde la rete regionale. In azienda ospedaliera hanno sede la rete per l'obesità e si sta completando quella patologica. Stop agli stigmi e alla discriminazione. L'obesità è una malattia vera e propria. In Veneto 4 cittadini su 10 sono a rischio peso, il 10% obesi. Alla clinica medica Terza ogni anno si eseguono circa 350 interventi di chirurgia bariatrica, ma le frontiere aperte sono molte. È una malattia cronica che dura tutta la vita, che naturalmente può essere riportata a una situazione che noi chiamiamo fenotipicamente normale. Oggi noi abbiamo strumenti terapeutici particolarmente importanti. Prima ci riferivamo alla chirurgia bariatrica, ma oggi noi abbiamo dei farmaci particolarmente importanti che sono equivalenti alla chirurgia bariatrica. Il problema è che questi farmaci ancora non sono presenti nel mercato italiano, tranne alcuni, e se sono presenti sono a totale carico dell'assistito. Sul fronte delle malattie epatiche croniche, la cirrosi resta in Italia la nona causa di morte. In Veneto si registra un tasso del 15,7 per 100.000 abitanti tra i maschi, dell'8,2 tra le femmine. Ogni giorno nella clinica medica quinta indirizzo epatico si seguono dai 15 ai 20 pazienti. Il futuro sul fronte della cura è molto promettente. Non solo ci sono innovazioni per quanto riguarda farmaci, pensiamo all'epatite C, non solo per quanto riguarda dispositivi, pensate alle innovazioni tecnologiche applicate al trapianto di fegato, ma anche perché si stanno sviluppando modelli gestionali nuovi, favoriti dall'innovazione tecnologica, che possono garantire sempre di più, un'assistenza puntuale, capillare, lasciando il più possibile il paziente a casa sua.